Va bene il tuffo nel Medioevo e ben venga la Bassano feudale, che possono rappresentare un'importante offerta per un turismo che nel bel paese tira molto. Ma almeno l'illuminazione del castello o di una parte di esso si spera non sia da pieno medioevo. Basta fare 2 passi serali o notturni sia da turisti che da bassanesi da Viale Martiri verso il Margnan per ripiombare nei secoli bui. Nel senso che è proprio buio pesto. Ed è un vero peccato che una delle zone più panoramiche e suggestive del salotto buono cittadino rimanga ancora avvolta nell'ombra, dato che fra una manciata di settimane sarà primavera e che la terrazza di Viale Martiri rappresenta uno dei biglietti da visita della bellissima Bassano. A maggior ragione, dati gli annunci e le promesse da parte del sindaco Elena Pavan e della sua giunta sull'abbellimento del centro storico, sulla cura dell'illuminazione e sull'arredo urbano. In 2 distinte occasioni il sindaco Pavan ha sottolineato il restyling dell'illuminazione, tanto per motivi estetici quanto per necessità di sicurezza. Eppure, dalla batteria di lampade che dovrebbero illuminare in modo suggestivo le mura da via Margnan, tutto tace, nonostante il fuoco di fila di promesse e annunci. A questo punto bisogna fare un veloce excursus nella storia recente, fino all'operazione di messa a lucido delle mura affidata dal comune a Vardanega qualche anno fa. Nel pacchetto rientrava anche l'illuminazione della cinta da via Margnan, ma qualcosa è andato storto e le lampade che sono state installate non sarebbero adeguate. Da qui è partito un lungo contenzioso che pare duri ancora. Baruffe o no, sotto l'egida del Si Cambia, sbandierato da Elena Pavan, sarebbe ora di cambiare anche quei punti luce. O vogliamo davvero un'illuminazione da medioevo per Bassano?